Siamo con Elisa Minuzzo, vicepresidente di Came, azienda di Dosson di Casier. Allora, una volta tanto abbiamo delle buone notizie per quanto riguarda l'economia. Quali? Le buone notizie sono che sicuramente i nostri risultati dal 2013 al 2014 sono migliorati, e non solo grazie all'acquisizione di un'azienda che abbiamo fatto l'anno scorso, ma anche proprio per un aumento delle vendite, in particolar modo mi riferisco al mercato italiano. Noi è da anni che esportiamo oltre il 70% del nostro fatturato sostanzialmente, però chiaramente il mercato italiano è uno dei primissimi mercati di riferimento, e vedere che c'è stato un miglioramento nelle vendite in casa è sicuramente un'ottima notizia. Ricordiamo qual è la vostra gamma di prodotti. Noi ci occupiamo di controllo accessi sia nella parte residenziale sia nella parte industriale, fino ad arrivare a grandi strutture come ad esempio stadi in cui c'è un controllo di persone, di flussi molto importante. Questo successo è dovuto anche ai problemi relativi alla sicurezza, crescenti problemi appunto di questo tipo? Sicuramente sì, nel senso che viviamo in una cultura in cui c'è una necessità di controllarsi, di controllare non solo da pericoli, ma anche, se parlo della domotica, di controllare anche tutta una serie di energie o di costi aggiuntivi che ci possono essere con delle indicazioni manuali. C'è anche la possibilità di un controllo remoto, per esempio, della propria casa, essendo via? Assolutamente sì, tramite telefono o comunque in qualsiasi advice uno riesce a controllare facilmente la propria casa in tutti i suoi aspetti. Quindi anche un controllo visivo, insomma, vedere se qualcuno ha aperto la porta. Certo, assolutamente sì. E voi avete anche, vi occupate anche dell'Expo, anche lì avrete un ruolo importante. Di che tipo? Noi siamo official partner di Expo, e quando voi entrerete all'Expo entrerete con il vostro biglietto con un tornello che è stato costruito ad hoc da Kame.